Diciamo che continuiamo a ripetere alcune cose proprio per dare la garanzia ai nostri utenti che l'accesso alla struttura è governato, proprio per garantire tranquillità a tutti. Continuano visite ed egenze allo IOV. Perché questo avvenga, le regole restano invariate. Per accedere ai reparti bisogna passare per il triage, mascherina e igienizzazione frequente delle mani. Tutti i pazienti vengono sottoposti a tampone prima di essere ricoverati. Se durante la prima ondata erano state sospese circa 600 prestazioni, tutte recuperate entro agosto, adesso invece sono sospese solo le attività libero-professionali dei medici. Tutte le richieste di visite che erano riconducibili a una urgenza o classe B, quindi attività da effettuare entro i 10 giorni dalla richiesta, sono state effettuate comunque in regime ordinario, sistema sanitario regionale. Il personale viene controllato ogni 20 giorni. Ad oggi, su circa 1200 dipendenti, le positività al Covid sono 16, 8 all'ospedale di Castelfranco e 8 a Padova. Non sono focolai, ha assicurato la dirigenza dell'Istituto Oncologico Veneto. I contagi, infatti, sono a macchia di leopardo. Io mi sento sicuramente di tranquillizzare gli utenti, anche se non mi sento di dire che la situazione è facile per tutti, operatori e utenti. Il periodo è difficile,